Continuiamo a scoprire le realtà importanti di questo stupendo paese che, come ho già detto prima, confina tra l'Astigiano praticamente e l'Alessandrino. Il signor Sindaco mi ha accompagnato in questa realtà molto importante. Alle mie spalle sembra di vedere una villetta molto molto carina, in mezzo al verde, con fiori, ma è una villa particolare perché è una casa di riposo. È una casa di riposo che, ragazzi, adesso vi facciamo vedere all'interno, perché io sono già stato alcuni mesi fa a mettere il naso. Insomma, sembra di essere in un hotel a 5 stelle. Signor Sindaco, di fianco a me c'è questa bella ragazza, chi è? La signora è la direttrice della casa di riposo che abbiamo l'onore di avere a Castelnuovo ed è una castelnuovese. Questa casa di riposo per noi è una gemma in questo bel fiore che abbiamo a Castelnuovo Belvo. E fiore per fiore, mi scusi sa, ma a me Belle Fume mi piace sempre. Lei è la direttrice? La direttrice. Sono la direttrice, sì, esattamente. Sa che a vedere lei e vedere la casa sembra la direttrice di un hotel più che una casa di riposo. È una casa di riposo perché abbiamo tanti amici anziani che vengono qua appunto a soggiornare, eccetera eccetera, ma come struttura, ragazzi, sicuramente sembra un hotel. Infatti l'idea che ci ha spinto nella ristrutturazione di questo complesso è proprio quella di realizzare una casa per i nostri castelnovesi e per tutte le persone che hanno bisogno. È una struttura con una valenza sanitaria molto alta, perché comunque è una struttura per persone non autosufficienti che hanno bisogno di un'assistenza molto importante. Infatti abbiamo un'assistenza medica, un'assistenza infermieristica molto alta, un'assistenza tutelare, l'attività di fisioterapia, l'animazione, quindi diciamo un'assistenza completa. Cosa vi devo dire? Andiamo a mettere il naso? Venbe perché Duma Ughi, va? Duma Ughi sa realtà. Ricordo una casetta e una ferrovia, viaggi lontani dentro la mia mente, la voglia di andare via,
ma poi restavo lì per una donna che non era mia. Mi manca la magia dei primi sogni, dei primi amori e della gioventù. E quanta rabbia vivere e cantare per continuare senza voltarsi mai. E quando credi di essere arrivato, quella magia del treno se ne va. Quella magia del treno se ne va. Io che riesco anche a volare se soltanto penso a te. Io che posso anche cantare senza voce se soltanto sogno te. Non so perché